Ah, mi avevano chiesto il gambetto di donna. Va bene, dai, proviamo questa linea. Minchia, mi va di D5 subito. Presa. Cavallo B6 qui è la mossa. Cavallo B4 può essere interessante per minacciare donna per... Ok, e cavallo C3. Mi piace questa posizione. Già ho preso un buon vantaggio. A occhio. Sei presa. E qui vado a fare cavallo F3 minacciando quello mi sembra si chiami dono greco. Oddio, oggi sono ispirato d'attacco, quindi vado di donne 2 donne 4. Proprio andando semplice, minacciando un matto relativamente semplice. H4 prima, se gioca B5 diventa perso. Infatti a 6 non la capisco. Ok. Abbastanza semplice questa. Ci ha fatto fare proprio un attacco doppio facilissimo. Che è comune in questo tipo di idea della... Siamo diventati una sorta di francese Rubinstein peggiorata. Eh... Oddio, sono tentato quasi di giocare G4. Però vabbè. Un giocatore. Andare, insomma, andiamo di materiale preso e... Sti cazzi. Se gioca cavallo per D4 comunque non mi posso mangiare B8, quindi ritornerei in E4. Esatto. Beh sì, la partita devo dirvi che è già praticamente finita. Sono un po' basso con la serie. Cioè anche senza, però nel senso mi si vede poco, sto vedendo. E su ragazzi, un po' di anima. Quando streamo qua è sempre così, non lo so, è il posto. Non vi ispira? Non so che cosa stia pensando, che qua vi ho G4. Beh, il vantaggio materiale è davvero troppo grosso. Troppo grosso. E l'idea è proprio quella di avvalcarmi. Cioè, non... Può avere qualche minima insidia, però... Insomma, se si può tolgo anche quello. Anche che non ha neanche B4. Poi l'idea può essere questa. Qualcosa del genere. Grande Andromaca 91. Grande. Ok, donna B4. Vabbè. È stata l'ultima cosa. Diciamo, penso sia stata una partita abbastanza precisa. Qui siamo entrati in una sorta di... GM Ronnie, ma chissà se è GM.
La mia idea qui è alfiere per F3 D5, siccome abbiamo giocato giustamente così vado da B E6. Sempre la mia idea della posizione. Ok, presa, presa. Ora che non la posso fare più faccio C5. Ah. Ok. Grazie. Che poi io potrei anche prendere fondamentalmente mi arrocco. E poi potrei prendere in effetti qui. E giocare qualcosa del genere. Ah ma qui c'è il pedone sotto ora. Che è comunque un pedone. Cioè, nel senso, perché non prenderselo? Ah, per oppo, peraltro sarebbe per opponent. Dai, modo strano di parlare. Allora, lui può prendere, giocare donna B5, ma a cavallo B6. E poi noi vado in B6 con la donna, insomma, o in E7. Cioè qui mi tengo il pedone in più e si vince, andiamo a vincere così. Vale 1, Caf 1, Caf 1. Che sarebbe caffone, caffone. Però dai, carina questa. Ok, prendo. Se prende di cavallo non ci sono problemi. Giustamente lui non prende di cavallo. Potrei fare anche donna D3 in effetti. Ah, qui è un momento un attimo utopico. Nel senso, o gioco donna E7 e gioco così su C5. Però gli do un po' di iniziativa. Questa è la cosa che non mi piace. Potrei giocare donna A4 qua in effetti. Presa, presa, C5. Torre D8. Torre C4, cavallo B2, torre B4. Però su C5 posso giocare B5. Un'idea potrebbe essere cavallo A4. Va bene. Sì, conviene, conviene. La cosa è che devo stare attento al pedone B7 in questo momento. Cioè cerco di togliere quel target. Ok, cavallo per. C5. Torre C4, B5. Mossa fantastica. No, infatti va bene, non andava bene prima, ora va benissimo. Sì, ma hai ragione, è giusto attivare le torri in questo tipo di posizione. Semplicemente, siccome ho preso il pedone, ho fatto un piano basato molto su questo, prima preferivo tenermi il pedone. Ok, torre C8. Sempre l'idea è questa, su torre C4 c'è B5. You're gonna see me shine, shine.
shine, shine, shine. Walking on beams of light, 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 light. Ok, a questo punto forse andrei di B6. Una volta che lo posso fare. Lui C6, io ci proverei fossi lui. Ok, B5. E poi un'idea potrebbe essere riuscire a giocare questo. Ok, idea 5. Ok. E questo vi chiedevo. Allora, teoricamente, se voi andate a vedere i video su YouTube, c'è scritto speedrun. Ah, a proposito, io ora vi devo mandare poi il link delle simultanee. In effetti è utile. Ok. Dicevo, pensavo fino al 2002-2003. Forse anche 2003 penso vada bene. La cosa è poi vorrei inserire altri format. Vorremmo con Christian. Che pensate? Avete idee da proporci? Perché questo potrebbe essere molto molto buono. Insomma, cosa vorreste vedere in streaming qui? Che tipo di format, insomma. Grande, grande Nico. Ok, io qui continuo con il mio piano. Faccio B3 che è molto rompipalle. Prima magari A5 e poi vado con quei pedoni. Oddio, ma che cazzata faccio? Non so perché nella mia testa avevo giocato giocatore B6, minchia. Vabbè, che si deve fare? Andiamo così. Peccato perché sto buttando mezzo punto. Ora si incasinerà tutto. Diventerà tutto incasinatissimo. Tu dici tipo scacchio 960, orde, tricheck, queste cose così? Comunque da un lato ci può stare, non so se intendi quelle. Se intendi quelle ci può stare. La cosa che non mi fa impazzire è che non mi fa impazzire il fatto che il cioè io vi faccio questo tipo di streaming, oltre che spero per divertirvi, anche se oggi non c'è mood farsa, diciamo. Perché mi ha lasciato il pedone? Ah no, vabbè, sono io scemo. Ehm... ma io lì, cioè, non vi posso insegnare niente, perché nel senso, magari a Tricheck sì, ma... o anche a King on the Hill, lì ci siamo più o meno, ma sono altri giochi, capito? Si può provare così come format ogni tanto. Sì, ma penso siano le stesse di Recess. Questo potrebbe essere un'idea.
La cosa delle varianti mi piace, ma più come cosa ogni tanto più che come format fisso. Che lui ha buttato tutto, non si è capito cosa ha fatto. E ora andiamo per dargli matto. Ok. Beh, And Brain si potrebbe fare anche con gente che sa solo muovere i pezzi. Cioè, nel senso, non c'è bisogno che ci sia per forza uno forte. Con me. Il pedone l'ho perso, a questo punto mi concentro su questi altri. Prima regola di finale di torre, bloccare il re. Toglierlo di mezzo. Anche se qua sarebbe meglio sempre toglierlo di mezzo così. Cioè su una colonna più che su una traversa. Però... Ma oggi veramente mi sto rincoglionendo. Ho lasciato un altro pedone sotto così, a caso. Ah, signore. Ok, F5. Ok, ho un modo di buttare fuori. Anche se il finale mi sembra sia fatto questo, eh. Non ci sarà. Ok, ora è vinto. Ora è vinto perché il re è tagliato completamente fuori. E si va a vincere col cosiddetto teorema di Lucena. La posizione di Lucena, anche se lì si possono giocare tante linee diverse. Ok. Ok, proprio Lucena classico qua. Idea di fare il ponte e di vincere il finale grazie a quello. Ho dovuto rivincere la strategia 3 volte, giocato proprio male. Di solito gli avversari non hanno questa pietà, cioè se... E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!